3, 2, 1, TG del turismo, Siusi e Patrizio News. Vabbè, L'ho detto. tu mi sei eccitato, cosa hai fatto? No, perché ci sono tante notizie. Vai, volevo dare vai, allora vai. La prima vai. notizia, Mamma avete mai... mia. Allora, Ma dire, si può? Cos'è? dici che metti Calmo, ansia? tranquillo, Ok. metti ansia, Va sì. bene. Allora Vai. cominciamo, Allora, respiriamo. Trenord. Avete mai pensato di andare sul lago di Garda in treno? Esatto. Allora, con Trenord prendi il treno in qualsiasi stazione della Lombardia e scendi a Desenzano del Garda. Bello. Vai all'imbarcadero di navigazione Lago di Garda e goditi il viaggio in battello fino a Salò. Bello. E poi ammirare il panorama di borghi e colline e dopo aver visitato la cittadina storica prendi il bus di Arriva. Arrivi a Desenzano e il tutto con un unico biglietto online o in biglietteria di 26 euro. Beh, dai. E con 9 euro in più a Salò hai la possibilità di visitare Musa è il museo di Salò, che adesso ospita la mostra temporanea Tourist, dedicata al turismo sul lago di Garda tra 800 e 900. Bello. Bellissimo, Allora, ricapitolando, il pacchetto della gita Trenord contiene viaggio con Trenord a qualsiasi stazione della Lombardia a Desenzano del Garda e ritorno, viaggio in battello con navigazione al lago di Garda da Desenzano a Salò, viaggio in bus di Arriva da Salò a Desenzano, ingresso al museo Musa con audioguida e puoi partecipare a 2 visite guidate, una sulla collezione permanente e una sulla mostra temporanea Tutto Tourist. questo ha? Aspetta, tutti i giorni però il museo, tutti i giorni meno lunedì e martedì e accumuli anche punti verdi del programma Fedeltà Community di Trenord e dovete solo ricordarvi di prenotare il giorno prima. Ecco qua, Trenord, gite con Bello, Trenord. comodo. Il treno è una meraviglia. Comodo, treno, battello, di tutto. Allora, Mantova, io lo so perché la notizia ti piace perché sei mantovano. Sì, nessuno è perfetto. È proprio vero. Dopo il terremoto del 2012 si sta completando finalmente il restauro, ce l'è voluto però, del castello. Commenti. Vabbè, però finalmente si sta completando il restauro del castello di San Giorgio, perché evidentemente erano cascate delle cose. E delle carceri dei martiri di Belfiore, i famosi martiri di Belfiore che si studiano nel sussidiario con Tito Speri e Felice Orsini. No, non sono i protagonisti di una... No, non sono della soap opera, sono quelli che li hanno chiusi lì a suo tempo. Ecco, e hanno lì trascorso gli ultimi giorni. Il restauro ha riportato alla luce decorazioni del Cinquecento, graffiti e testimonianze dell'epoca carceraria. Tra l'altro è il 160° anno dell'annessione di Mantova al Regno d'Italia. Sì, c'è ancora qualche mantovano che rimpiange gli Asburgo, ma questo non si dice. La vera notizia è che a proposito di Martiri di Belfiore, io ho fatto le scuole elementari alle scuole Martiri di Belfiore. Grande notizia. Certo. E comunque va bene, insomma, però noi scherziamo. Austriaco lo sei, si vede anche proprio dal profilo. Sì, sono puntuale. Però non scherziamo, cioè sono posti meravigliosi. Bellissimi. Non lo dico perché sono mantovano. Sì. E vorrei dimostrarvelo facendovi vedere un video. Sì. Un video che a proposito di Gonzaga, tra le tante cose, racconta Isabella d'Este, la più Gonzaga dei Gonzaga, che non era neanche una Gonzaga. Ma comunque, guarda caso, vedete questo era video? più sull'Emilia, no? Cioè era più hai capito? Però comunque gli è toccato andare a Mantova e lì è diventata, insomma, cultura. Allora me lo fai ha dato la video. Cultura, capisci? Dall'estero è diventata a Mantova e ha dato la cultura. La cosa che volevo dire è che è un video dannata, quasi un video d'epoca fatto al tempo di Isabella d'Este. Però insomma vabbè, godetelo lo stesso. Dai, sono curiosa. Tra capitani del popolo, marchesi e duchi, i Gonzaga mantovani furono 18, oltre a 14 cardinali, 12 vescovi e un santo. Ma la più Gonzaga di tutti fu una donna, mezza ferrarese e mezzo ispanico-napoletana, Isabella d'Este, moglie di Francesco II e madre di Federico II Gonzaga.
più magnifica di Lorenzo il Magnifico. Ispirò Leonardo, Ariosto, Giulio Romano, Raffaello, Perugino, Mantegna, Tiziano e molti altri. Fu la prima donna del Rinascimento e ha lanciato tutte le mode in tutti i campi. Per saperne di più, vado in pellegrinaggio nel suo famoso studio privato, a Palazzo Ducale. Mantova, i Gonzaga, fuori dal mondo, in campagna, eppure avevano una grande influenza. Sì. Ma chi erano questi qua? E questa come l'hai chiamata? La prima donna del Rinascimento, La Isabella. prima donna del Rinascimento. Sì, Chi così era? definita. Isabella d'Este sviluppa la sua personalità in più direzioni. Come arte sublime il suo intervento, ma Isabella è antesignana ad ogni moda per quello che riguarda gli abiti, i gioielli, le acconciature, i guanti, le scarpe, tutto quello che ha relazione con il fenomeno sociale che si chiama moda, che tutto raccoglie, la vede sempre protagonista. Bella come Carla Bruni, Isabella d'Este cantava e suonava il liuto molto meglio di lei. Diplomatica come Hillary Clinton, tenne testa alla cognata Lucrezia Borgia e persino ai lanzichenecchi. Più femminista di Simone de Beauvoir, diceva che anche nel nostro sesso si ritrovano animi virili. Appassionata di matematica, avrebbe battuto a scacchi anche Spassky e Karpov. Stilista come una Miuccia Prada, inventò addirittura le mutande. Lui si è eletto tutto l'epistolario di Isabella d'Este 2 volte. Isabella d'Este, tra le altre cose, una grande PR, riceveva. Quindi anche in termini gastronomici ha inventato delle cose. Nel 1519 ricordo una lettera dove scrive al fratello Alfonso, duca di Ferrara, e dice: ti mando le semente de verze, prova a sentire questa straniezza, la chiama. Questa straniezza e mi dirai poi se ti piace. Insomma, abbiamo capito che Isabella d'Este ha inventato anche i presidi slow food. Bene, tutti i video poi sapete che li trovate su Per Caso TV. Ecco. Cercatela, trovatela, è dovunque, è su tutte le come si chiama, i televisori smart, anche non anche solo. su Samsung Sì, c'è una programmazione Samsung, che anche sta funzionando, diciamolo, sta funzionando molto bene, no? Prima c'è la BBC, poi ci siamo noi, dai, mica poco. Sono E quindi soddisfazioni. su Samsung, se avete il televisore, andate su Samsung e poi... Ma se avete anche un'altra marca andate comunque anche a su trovare. quello. Dai che abbiamo andateci. fatto tardi, andiamo avanti. Allora. Adesso mi devi aiutare perché mi devi chiedere perché il simbolo di Pistoia è un orso. Perché il simbolo di Pistoia è un orso? Ma perché? Perché da quelle parti lì c'è l'Orsigna, la zona montuosa del Pistoiese dove c'erano gli orsi. E poi perché nel 1300 Pistoia combatteva contro Firenze, che aveva come simbolo un leone, sì. E quindi l'orso era simbolo della forza e che si contrapponeva al leone. I certo. pistoiesi avevano il loro animale totemico. Tra l'altro i pistoiesi l'orso lo chiamano il micco, come dire il cipollone, per far vedere che loro erano amici dell'orso. La notizia è che il 25 luglio a Pistoia, in Piazza Duomo, c'è tuttora la giostra dell'orso. Capito perché? Bello! Allora, i cavalieri dei 4 rioni si sfidano a cavallo, colpendo il bersaglio, simbolo della città, l'orso. È una tradizione che deriva a sua volta dall'antico palio dei Berberi, che celebrava San Jacopo, che aveva difeso la città dalle scorrerie saracene. Una manifestazione fondamentale per la città. Ne parla anche Boccaccio, che dice che l'hanno voluta fare persino nel 1348, l'anno della peste. Ma non è solo folklore, è proprio storia, è identità, tradizione. Ci credo bene. Per esempio l'abbiamo raccontato in viaggio con mia figlia, potete andarlo a vedere, la zona della Toscana che mi è piaciuta di più. Va bene, allora, ho capito. Devi dire l'altra parte della notizia, che tra il 4 e il 10 luglio a Pistoia c'è anche il Pistoia Blues Festival, sì, un evento internazionale. Sì, esatto, perché non l'hai detto tu, visto che stavi parlando di Pistoia così bene, va bene. Vabbè. Allora, comunque la Toscana è un eterno palcoscenico e quindi ce n'è e voi potete andare a vedere tanti filmati che ho fatto appunto
Ville Medice e in tanti luoghi della Toscana molto molto belli, ma lo sappiamo, dobbiamo dirlo? Sì, lo sappiamo anche che stiamo facendo tardi, quindi sì, va bene. Dobbiamo salutare, però prima insomma vorremmo in qualche modo farvi delle raccomandazioni. Esatto. La parola, Allora andate su Per Caso TV, su Samsung TV, su tutte le cose, ci trovate. Intanto e poi potete avere anche degli sconti che adesso se andate su Italia Slow Tour, esatto, non su TV. Andate su Italia Slow Tour, voi andate su Italia Slow Tour e ci trovate sì, allora per esempio tra le convenzioni c'è quella con Columbus, ecco, l'assicurazione di viaggio, appunto. Avrete uno sconto del 10%, esatto. Questo vale anche se andate su Turisti per Caso, peraltro. Vabbè. Allora in questo momento storico l'assicurazione in effetti per i viaggi serve, è fondamentale. E allora un'assicurazione multiservice, che vuol dire assicurazione sanitaria più bagaglio più prenotazione, per l'Europa costa 90,23 euro, mentre invece una multiservice per il mondo intero costa 133 euro, che mi sembrano poche, comunque perfetto. E una nota importante, i minori, cioè i bambini, non pagano. Va bene. E con questa bella notizia noi vi salutiamo. Alla prossima!